siamo proposti di rappresentare alcuni fatti salienti della nostra salvezza, della nostra storia di salvezza, come Dio ce li ha rivelati e come gli autentici documenti ce li hanno trasmessi. Saranno rappresentati nell'ordine la caduta dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, la promessa del Salvatore, il rinnovo della promessa al patriarca Abramo, le profezie messianiche di Davide, di Isaia, di Michea, nonché le suppliche del popolo di Dio che chiede che si affretti la venuta del Salvatore. L'annuncio del precursore portato dall'angelo a Zaccaria nel Tempio, l'annunciazione poi dell'angelo a Maria, dell'angelo Gabriele a Maria, che sarebbe diventata la madre del Signore. La visita di Maria alla cugina Elisabetta, il nome che viene dato, Giovanni, il cantico di Zaccaria, l'annuncio dell'angelo ai pastori che è nato il Messia, e il viaggio alla grotta e l'adorazione dei pastori, e infine il canto degli angeli sulla grotta. Infinitamente beato nella sua eterna esistenza, decretò di irradiare la sua infinita bontà, facendo dono della vita ad altri esseri che avrebbe resi partecipi della sua felicità e realizzatori così della sua gloria. Creò quindi gli angeli, dei quali un terzo divenne demoni in seguito alla loro superba ribellione e furono precipitati nell'inferno. Poi creò la luce ed il firmamento ricco di stelle. Separò le acque dalla terra, dalla quale fece germogliare innumerevoli piante. Il più astuto di tutti gli animali della campagna non rimase inerte. Si avvicinò ad Eva e così le parlò. C'è il serpente, vedi? Eva, Eva, non vi ha detto il Dio mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? Noi possiamo mangiare il frutto di tutti gli alberi del giardino, ma solo del frutto dell'albero che è nel mezzo del giardino. Il Dio ha detto, non lo mangiate, anzi, non lo toccate, altrimenti morrete. No, voi non morrete, anzi, il Signore sa che qualora ne mangiaste si aprirebbero gli occhi vostri e diventereste come Dio, acquistando la conoscenza del bene e del male. Ma dov'è che è Là il serpente sull'albero, vedi? Molto bello, lo vedi sull'albero. Eva si accorge che il frutto dell'albero è buono a mangiare, piacevole all'occhio e desiderabile. Coglie quindi il frutto, ne mangia, ne dà ad Adamo. Tieni Adamo, saremo come Dio. Ed anche egli ne mangia. Che cosa ho fatto? È la fine. L'armonia del dialogo tra Dio e l'uomo è distrutta. L'uomo introduce nel mondo il peccato e per causa di esso si avranno la morte, l'ignoranza, le cattive inclinazioni ed ogni altra miseria. Adamo, dove sei? Ho sentito la tua presenza nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Chi ti ha fatto conoscere che eri nudo? Non hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo proibito di mangiare? È stata la donna che mi ha dato per compagna che mi ha presentato il frutto ed io ne ho mangiato. Eva, perché hai fatto questo? Il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato il frutto. Poiché hai fatto questo, spirito tentatore, sii maledetto tra tutti gli animali e tutte le bestie della campagna. Striscerai sul ventre e mangerai la polvere per tutti i giorni della tua vita. Io, tuo Signore, porrò inimicizia tra te e la donna, tra il seme tuo ed il seme di lei. Egli ti schiaccerà il capo
e tu lo insidierai al calcagno. Perché E per te, Eva, moltiplicherò assai le pene e le doglie della tua gravidanza. Avrai figli nel dolore, tuttavia ti sentirai attratta con ardore verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E tu, Adamo, poiché hai ascoltato la voce di tua moglie ed hai mangiato del frutto dell'albero che ti avevo espressamente proibito di mangiare, la terra sarà maledetta per colpa tua. Col lavoro faticoso ricaverai da essa il tuo nutrimento per tutti i giorni della tua vita. Essa ti produrrà spine e triboli. Ti nutrirai dell'erba dei campi. Col sudore della fronte ti guadagnerai il pane, finché ritornerai alla terra da cui sei stato tratto, perché tu sei polvere ed in polvere ritornerai. In nome di Dio, andatevene per sempre da questo giardino. La parte di Dio continua così attraverso la storia degli uomini e la sua realizzazione. Ora il Signore disse ad Abramo: Questo è un altro signore, si chiama Abramo, è un bastone, Abramo, Abramo, parti dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nella terra che io ti mostrerò. Io farò di te un popolo grande, ti benedirò, renderò glorioso il tuo nome, e tu sarai per gli altri una benedizione. Benedirò quelli che benediranno te, e maledirò quelli che ti malediranno. In te saranno benedetti tutti i popoli della terra. Io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e sii perfetto. Dalla discendenza di Abramo, Dio formò il suo popolo, strinse con lui un'alleanza ed iniziò il suo regno. Tutte le cure di Dio furono allora rivolte ai figli di Abramo. Ai patriarchi affidò le promesse, ai profeti la missione di tenere viva la speranza della salvezza. A Mosè consegnò il decalogo dell'alleanza, a Davide il compito di rafforzare nell'unità il regno e di invitare il popolo ad essere fedeli a Dio. Udite l'oracolo del Signore. Venite anche voi, fratelli, ascoltate il grande annuncio. E voi fermatevi. Udite la parola del Signore Yahweh. Il Signore proclamerà re suo figlio, lo consacrerà re, gli affiderà tutte le genti del mondo, e egli governerà con grande potenza. Sarà seguito da molte genti, sarà sacerdote in eterno, Dio sarà con lui, ed alla fine trionferà su tutti i nemici. Affrettatevi, venite, il profeta ci parla del futuro Messia. È proprio di lui che vi voglio parlare. Venite, andiamo ad ascoltare il profeta. Signore, mandaci presto il liberatore. Dice il Signore Yahweh,
Io ho consacrato il mio re sopra il Sion, il mio monte santo. Ed il Messia annuncerò il proclama di Dio che mi disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedi e ti darò in eredità le genti ed il potere fino agli estremi confini della terra. Governerai con potenza invincibile ed allenterai i ribelli come vasi di creta. Oracolo di Dio al mio Signore, siedi alla mia destra, affinché ponga i tuoi nemici sgabello ai tuoi piedi. Il Signore protenderà da Sion il suo potente scettro. Domina dunque in mezzo ai tuoi nemici. Il tuo popolo ti seguirà con slancio quando lo raduni. Innumerevoli come stille di rugiada, schiere di giovani saranno con te sui monti santi. Il Signore lo ha giurato e non si pentirà mai. Tu sei sacerdote in eterno secondo il modo di Melchisedec. Il Signore sta alla tua destra. Frantumerà i re nel giorno del suo sdegno. Farà giustizia fra le genti con immensa strage e abbatterà molti su tutta la terra. Lungo la via della vittoria si disseterà il torrente ed alzerà poi il capo da trionfatore. Quando verrà il Messia? Dicono che sia vicino. Egli scenderà dal ceppo di Jesse e verrà a predicare ai poveri le buone novella. Tutti i popoli riconosceranno in lui la presenza del Signore. Egli instaurerà un regno di giustizia, di fedeltà, di pace senza fine. E tu, Isaia, che non dici ci puoi dare? Vogliamo sapere le ultime notizie di Gerusalemme. Il Signore è vicino. Ecco, il Signore viene. Beati quelli che sono preparati a corrergli incontro. Una fanciulla concepisce e dà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Emanuele. Il popolo che camminava nelle tenebre vide un grande splendore. Su coloro che abitavano in una terra tenebrosa risplendette una luce. Hai moltiplicato loro la gioia, hai aumentato la letizia. Si sono rallegrati al suo cospetto, come all'epoca della messe, e come si gioisce per la divisione del bottino. Infatti, ogni calzatura da guerra ed ogni mantello macchiato di sangue saranno bruciati, divorati dal fuoco, perché un pargolo è nato per noi. Ci è stato donato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità e sarà chiamato con questi nomi: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre perpetuo, Principe della pace. Grande sarà il suo impero, in una pace senza fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli consoliderà e rafforzerà con il diritto e con la giustizia, ora e per sempre. Esulta e canta, abitante di Sion, perché grande è in mezzo a te il Santo di Israele. La gloria del Signore si manifesterà, ed ogni uomo vedrà la sua magnificenza, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida! Ed io, che cosa griderò? Ogni mortale è come l'erba, la sua gloria è
come i fiori del campo. L'erba si secca e il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno. Sali su un alto monte, o Gerusalemme, annuncia la letizia, fa risuonare con forza, Sion, l'annuncio della gioia. Alza la voce, non temere, di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore che viene con potenza, il suo braccio ha sottomesso ogni cosa. Ecco, egli viene con il suo compenso e con la sua eredità. Come un pastore guiderà al pascolo il suo gregge e lo custodirà al sicuro. Reggerà sulle braccia gli agnelli e avrà cura delle pecorelle che allattano. Signore, mandaci presto il principe della pace. Tutti i popoli lo aspettano. Hai detto che è vicino, che porterà la giustizia e vittoria, che sua madre sarà vergine. Ma dove nascerà il Messia? Chiediamo al profeta Michea. Parlaci anche tu, Michea. Il Cristo nascerà a Betlemme. A Betlemme? Una città di Filippo. Sì, a Betlemme. E tu, Betlemme Efrata, tu sei piccola tra le migliaia di Giuda, ma da te ne uscirà colui che deve regnare in Israele. La sua origine risale ai tempi antichi, ai giorni lontani. Per questo è stato scritto: Dio abbandonerà il suo popolo alla schiavitù fino a quando colei che dovrà generare darà la luce. Allora il resto di prigionieri ritornerà nella terra di Israele. Egli quindi si leverà e pascerà quel gregge con la fortezza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché allora splenderà il suo potere fino agli estremi limiti del paese e sarà egli la pace. Abbiate fiducia, egli ricondurrà gli esuli in patria E stabilirà il regno del Dio. Saremo sicuri da ogni pericolo quando egli sarà venuto. Beato l'uomo che teme il Signore e che si affida ai suoi... Vi era un sacerdote di nome Zaccaria della casa di Abia, e la moglie che aveva era stata scelta tra le figlie di Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano tutti e due giusti davanti a Dio. Osservano in maniera irreprensibile tutti i comandamenti e tutte le disposizioni del Signore. Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutte e due avanzati negli anni.
Ora avvenne che mentre egli esercitava le sue funzioni davanti a Dio, nel turno della sua classe, secondo l'uso del servizio divino, fu designato a bruciare l'incenso ed entrare così nel santuario del Signore, mentre tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora dell'incenso. Allora un angelo del Signore gli apparve in piedi alla destra dell'altare. Zaccaria si turbò a quella vista e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti darà alla luce un figlio, al quale porrai nome Giovanni. Egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti gioiranno per la sua nascita, perché sarà grande dinanzi al Signore. Non berrà né vino né bevande inebrianti, ma sarà pieno di Spirito Santo, fin dal seno di sua madre. Ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio, ed egli camminerà davanti a lui con lo spirito e la fortezza di Elia, per avvicinare i cuori dei padri verso i figli, i ribelli ai sentimenti dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Come potrò riconoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. Io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti ed annunciarti questa buona novella. Ecco, resterai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose si compiranno, perché non hai creduto alle mie parole, che a suo tempo saranno adempiute. Dopo il colloquio con l'angelo, Zaccaria rimane muto e si esprime solo a gesti. L'angelo viene inviato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret ad una vergine promessa ad un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. Il nome della vergine è Maria. L'angelo, entrato presso di lei, le dice: Ave, piena di grazia, benedetta te fra le donne. Cosa significano queste parole? Non capisco. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia davanti a Dio. Ecco, concepirai nel tuo seno e darai alla luce un figlio che chiamerai col nome di Gesù. Egli sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà la casa di Davide suo padre e regnerà sul regno di Giacobbe in eterno, finché il suo regno non avrà fine. Come potrà avvenire questo, se io non conosco uomo? Lo Spirito Santo verrà sopra di te
e la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. Per questo il bambino santo che nascerà verrà chiamato figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia, e colei che era sterile è ora nel 6° mese, perché nulla è impossibile dinanzi a Dio. Ecco l'ancella del Signore, che mi avvenga secondo la tua parola. In quei medesimi giorni Maria si metteva in viaggio in tutta fretta per la montagna, verso una città della Giudea. Ed entrata nella casa di Zaccaria trovò Elisabetta. Elisabetta! Elisabetta! Ti saluto, Elisabetta. Oh Maria, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Come mai mi hai concesso che la madre del mio Signore venga presso di me? Perché, appena la voce del tuo saluto è arrivata al mio orecchio, il bambino è esultato di gioia nel mio seno. Beata colei che ha creduto che si sarebbe avverato quanto le era stato detto dal Signore. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato la sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, grandità fatto in me l'Onnipotente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione si stende su coloro che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi coi pensieri del loro cuore, ha rovesciato i peschi dei troni ed esaltato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e rimandato a mani vuoti. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Andiamo Maria. Che nome date al bambino? Lo chiamerete Zaccaria? Sì, è il nome di suo padre. No, si chiamerà Giovanni. Ma come? Non c'è nessuno nella tua parentela che porti questo nome. E tu, che ne dici, Zaccaria? Giovanni è il suo nome. Siano rese grazie a Dio. Che cosa dunque diventerà questo fanciullo? Benedetto il Signore, il Dio di Israele, che ha visitato e redento il suo popolo. Per noi ha suscitato una forza di salvezza nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso un tempo per bocca dei suoi profeti. Salvezza dai nemici e dalla mano di tutti quelli che ci odiano, per usare misericordia con i nostri padri, memore del suo patto santo. Promessa che ha giurato ad Abramo, nostro padre, di concedere che noi, senza timore, liberati dalla mano dei nemici, lo serviamo in santità e giustizia dinanzi a Lui in tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Camminerai di fronte al Signore a preparare le sue vie. Farai conoscere la salvezza al suo popolo, nel perdono dei loro peccati, coi sentimenti di pietà del nostro Dio, coi quali ci visiterà, scendendo dall'alto, per farsi conoscere a chi è nelle tenebre e nell'ombra di morte, e per guidare i nostri passi sulla via della pace.
quel tempo fu emesso un editto da Cesare Augusto per il primo censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo che ebbe luogo quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi iscrivere, ciascuno nella propria città. E anche Giuseppe salì dalla Galilea, nella città di Davide chiamata Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi iscrivere insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Or, mentre si trovavano là, si compirono i giorni in cui ella doveva avere il bambino, e diede alla luce il figlio primogenito. Lo avvolse e lo adagiò in una mangiatoia, perché nell'albergo non c'era posto per loro.